ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Due senegalesi di 24 e 33 anni sono stati sottoposti dalla squadra mobile di Agrigento a fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura di Agrigento perché ritenuti responsabili in concorso dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro reato. Si tratta dei due presunti scafisti che erano alla guida del barchino sul quale a largo di Lampedusa lo scorso 21 ottobre scoppiò l'incendio che provocò la morte di una bambina di 2 anni e un bimbo di poco meno di 1 anno. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha un nuovo nodo da sciogliere, quello sulla sorte dei circa 1500 navigator. Il loro incarico è scaduto il 31 ottobre, un vero e proprio cortocircuito considerando che soltanto pochi giorni fa il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre per i contratti dei 280 ex navigator che operano nei centri per l'impiego della Sicilia. Sottrae soldi e post-pay al paziente appena defunto. Un'assistente sociosanitaria è stata denunciata dai carabinieri grazie alla segnalazione della donna che assisteva l'uomo malato terminale. Dopo l'attività investigativa, l'operatrice 62enne è stata sorpresa a prelevare contante da una postazione bancomat. Aveva infatti, oltre alla carta, sottratto anche il codice PIN. Una decina di cagnolini appartenenti ad un'unica cucciolata di poche settimane di vita sono stati abbandonati in una scatola di cartone a Borgo Casse, frazione di Caltanissetta, sotto il sole cocente e sono morti. Per risalire al responsabile dell'abbandono, la rete dei volontari ha istituito la taglia di 1.000 euro per chiunque fornisca informazioni. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.